Donna si getta in laguna dal Ponte della Libertà a Venezia, provvidenziale l'intervento di un agente della polizia che si è tuffato in acqua e la tratta in salvo. Sono stati attimi concitati quelli che hanno vissuto gli agenti della Polizia di Stato di Venezia nella notte tra sabato e domenica. A pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte, infatti, sul Ponte della Libertà era stata segnalata una donna in stato di alterazione psichiatrica che tentava pericolosamente di fermare le macchine in transito. Immediato l'intervento della pattuglia che ha subito cercato di tranquillizzare la donna e portarla in sicurezza. La signora, una rumena di 37 anni, alla vista degli agenti ha scavalcato il muretto di delimitazione della linea ferroviaria e si è messa a correre lungo i binari. Gli agenti non si sono persi d'animo e hanno provveduto ad inseguire la 37enne al fine di evitare conseguenze drammatiche, ma la donna improvvisamente si è gettata in acqua iniziando a nuotare nella gelida laguna. Un agente delle volanti, senza pensarci due volte, si è tuffato in acqua riuscendo a trarre in salvo la rumena. La signora, stremata in stato di ipotermia, è stata subito trasportata all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove è stata dichiarata dai sanitari fuori pericolo di vita. Il nostro primo ospite è il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato. Ben ritrovato. Dopo un anno, è passato un anno che non ci vediamo, ci anche con i telespettatori. Insomma. Vedo insomma che ci siamo ritrovati più in forma di prima. Commentiamo anche questa notizia, perché abbiamo sempre parlato appunto di insicurezza, abbiamo parlato di contrasto della polizia verso lo spaccio di sostanze stupefacenti, abbiamo visto anche poliziotti eroi che mettono a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui, di questa donna che si è gettata nella laguna di Venezia. Se non ci fosse stato appunto un suo collega, questa donna ci avrebbe purtroppo lasciati. Beh, qui parliamo di un alto altruismo, parliamo di una professionalità. Uno indossa la divisa, io l'ho detto tante volte, indossa la divisa non sicuramente per i soldi e lo stipendio che si guadagna, noi non abbiamo mai neanche parlato, ma neanche mi va di parlare di stipendi, di soldi. In un momento economico così particolare, anzi non è un momento, è già un lungo periodo questo, no? Di particolare crisi economica, noi lo stipendio ce l'abbiamo, ma facciamo il nostro, è la nostra professionalità, è la nostra professione, uno indossa la divisa, non lo deve indossare per i soldi, questo è chiaro. Ripeto, c'è gente che lo stipendio non lo prende più, c'è gente che è a casa da tanti anni, che a 50 anni rimane a casa, perché se uno parliamo sempre dei giovani che non trovano lavoro, il problema è che anche a 50 anni, dove c'hai già una famiglia formata, ti trovi a casa, ecco, perché l'azienda magari ha deciso di chiudere, o multinazionale che decide di chiudere. O delocalizzare. Certo, e invece è quello che è lo spirito del poliziotto, del carabiniere, di chi indossa comunque una divisa, non è certamente lo stipendio. Forse negli anni 60-70 si poteva parlare di stipendio sicuro, e allora uno era così più portato, soprattutto le regioni del meridione. Noi abbiamo visto in questi anni, io ho avuto modo di conoscere i colleghi, e c'era un numero senz'altro più elevato in percentuale di colleghi che provenivano dalle regioni del meridione. Poi si sono chiaramente stabilizzati nella nostra regione e quindi... Ma perché non è più sicuro lo stipendio, essendo dipendente? Ma no, allora lo stipendio nostro, ripeto, ho detto in premessa, è uno stipendio che comunque a fine mese e tu lo prendi, però non c'è più quello spirito, uno non entra più con lo spirito dello stipendio sicuro o del posto sicuro come quello dello statale, no? Ci sono altre situazioni. Conosco persone che fanno ancora questo ragionamento dell'esercito io non mi permetto di dirlo. Lei prende una persona magari che vive o che viene dall'Interland napoletano senza nulla togliere a chi viene, o si butta nella delinquenza o fa il mantenuto. Allora magari dice non voglio né uno né l'altro, vado dentro, magari tento la carriera nell'esercito piuttosto che nelle forze di polizia. Per avere una sicurezza, ecco. Certo. Io ho detto l'Interland di Napoli come esatto. piuttosto guardiamo complesse. qua, mi dà lo spunto per parlare di una cosa. Io questo, ripeto, in questo momento non mi sento assolutamente di dirlo, ma posso sicuramente dire che noi a fine mese prendiamo lo stipendio. Ripeto, c'è chi non lo porta più a casa lo stipendio, ma parliamo anche del semplice artigiano. Voi andate da qualche parte, non mi hanno ancora pagato il lavoro che ho fatto.
Quindi queste sono le gravità, ma mi dà uno spunto per dire che negli anni 80, 82, 84, quando io ho iniziato a pensare a questa cosa, e sicuramente nel mio caso non era quello dello stipendio, vi assicuro, forse ci davano ogni tanto, ci davano 10.000 lire, mi ricordo, ci davano ogni tanto, quando moriva una persona ti davano 10.000 lire in più, 5.000 lire in più, per dire che c'era questa volontà, però non era quello il fatto. Ma perché dico questo? Volevo dire, la premessa era quella di dire, visto che mancano poliziotti, ne mancano già 23.000 da qua, ripeto, una cosa che per chi è amante dei dati, che da qua a 9-8 anni saranno 40-42.000 il deficit solo della Polizia di Stato, e nel 2023 c'è l'apice dei numeri del personale che andrà in pensione, siamo intorno ai 7.000, 7.500. In tutta Italia? In tutta Italia. Beh, lei deve pensare che 2.000 persone vanno in pensione ogni mese, quindi i calcoli fateveli da soli, ma questo è un turnover, non c'è. Abbiamo una nuova decreto sicurezza che, se va in porto, ha promesso da qua a marzo, aprile già 3.000 uomini con dei ripescaggi nei concorsi di chi è idoneo, che sta attendendo. Ma volevo soffermare su un punto. Quando ho iniziato io questa cosa, c'è stato un arruolamento regionale. Potrebbe essere uno spunto, se qualche politico della regione ci ascolta, un arruolamento regionale. Prevedeva allora 2.000 agenti che sono rimasti tutti in regione. Un po' come il corpo forestale esatto, regionale. Un arruolamento della Polizia di Stato, indipendentemente dal livello nazionale di numeri o non numeri che c'erano. Quella volta i numeri c'erano perché eravamo 150.000 solo nella Forza dell'Ordine, solo nella Polizia di Stato, quindi adesso che abbiamo uomini e donne nella Polizia di Stato, poter fare un arruolamento magari di 2.000-2.500 uomini, i soldi devono trovarsi chiaramente nel bilancio economico della regione. Però vedo dura col 75% che finisce in sanità, però ecco, insomma, ma siccome abbiamo un governo che sembra... No? Abbiamo un governo che sembra essere interessato alla forza dell'ordine, perché si va in giro con un giubbetto con una scritta particolare, vuol dire essere interessati. Bene. Allora io dico, cerchiamo nella nostra regione di poter fare, e questo è un appello che lancio alla regione, se ci sarà qualcuno dopo di me della regione ne parlerò fuori sede, ma un concorso solo a livello regionale. Bene. Questa è la proposta e l'impegno con cui lavorerò nel 2019. Nel 2019 incontreremo il governatore del Friuli Venezia Giulia, l'assessore alla sicurezza, e cerchiamo di imbastire questa cosa, insomma. Bene. Grazie a voi. Ci vediamo la settimana prossima, grazie a Raffaele Padroni, io ringrazio anche per questa proposta federalistica che appunto, ma è giusto che ognuno abbia un vaccino, ma soprattutto abbia una vena anche propositiva. Non sono aumentati i vigili e la polizia municipale, si sono aumentati con un valore aggiunto che sono gli steward. Non capisco perché non si possano utilizzare dei soldini per fare un concorso a livello regionale. Ci vediamo la settimana prossima. A voi. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Forte esplosione in un appartamento di Mestre, 10 le persone evacuate, la deflagrazione causata da una bombola a GPL che era collegata ad una stufa.